Salve amici del web, da Sicilio per Academy siamo in compagnia di Salvo Terrazzino, un baritono di Agrigento. Ci è venuto a trovare in occasione del masterclass del maestro Marcello Lippi, che però conosce molto bene perché già in precedenza l'anno scorso hai frequentato un masterclass del maestro Lippi. Tra l'altro il maestro, come immagino anche gli amici che ci seguono sapranno, oltre ad essere un celebre baritono è anche direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. In occasione di questo masterclass che tu hai fatto l'anno scorso qui da noi, ha avuto modo di ascoltarti, poi hai anche preso parte delle audizioni per un'opera studio che si è svolta nei teatri della Toscana, però non mi voglio dilungare troppo io, parlacene magari tu di questa bellissima esperienza che è stata l'Opera da Tre Soldi. Sì, niente, come già detto tu, ho preso parte al master con il maestro Marcello Lippi, era a luglio, poi ho fatto, sì, fine luglio, poi ho fatto l'audizione a settembre per l'opera studio, l'opera Tre Soldi di Kurt Weill e Bertolt Brecht, e ho avuto il piacere e l'onore di fare parte del cast come narratore. L'esperienza è stata bellissima, mi ha dato la possibilità di debuttare in 3 teatri importanti: Teatro Verdi di Pisa, il Teatro del Gigio di Lucca e il Teatro Goldoni di Livorno. Praticamente è stata la mia seconda esperienza, quindi a parte ho fatto dopo il primo debutto l'ho fatto a novembre con l'Elisir d'amore di Donizetti, ho fatto Belcore, poi l'Opera dei Tre Soldi appunto è stata la mia seconda esperienza. Sono stato appunto, come ho già detto, felice di iniziare già con delle cose importanti. Bene, infatti stavo proprio per dire, hai debuttato nella tua città, nella tua patria, ad Sì, Agrigento, al Teatro Pirandello, giusto? Con l'Elisir d'amore. Ti ha accomunato in questa esperienza dell'Opera da Tre Soldi la presenza di altri artisti, di altri giovani che hanno frequentato i nostri masterclass. Infatti nell'Opera da Tre Soldi hanno anche preso parte Giovanni Di Mare, Emanuela Grassi, Gheorghe Palcu, aiutami se dimentico qualcuno, Claudia Donato, Emanuele Cordaro, ecco, quindi tanti artisti che hanno frequentato la nostra accademia, e questo per noi è un motivo di vanto e di soddisfazione. Carissimo Salvo, adesso proseguirà il masterclass, ci saranno delle audizioni con l'agente Franco Silvestri, quindi incrociamo le dita. Io sono sicuro che tu farai una grande carriera perché sei una giovane promessa del mondo della lirica, e spero di poterti intervistare a breve e che mi racconterai di successi e di altri debutti, non solo in Sicilia e in Italia ma anche all'estero, ok? Sono sicuro che questo accadrà. Grazie ancora per esserci venuti a trovare. grazie.